sul piano, prova ad accorciare il campo mentre Daniel Longo riesce ad andare via e continua ad accelerare. Buona l'azione delle 7 che poi va da Pulizzi, zona tiro, palla sul fondo, prima azione offensiva del Partinico Audace. Lucera, palla al limite, Ciancimino, buona trama ancora del Piana, cross sul secondo palo, non arriva però la zampata definitiva. Comunque ancora il rendimento è importante per questa squadra, sono più di un baluardo anche fuori dal campo. Intanto gioca Lucera per Amaya che poi torna da Serio, il tiro col destro, si sblocca il risultato all'Ali Cauli, segna come sempre Giacchino Serio, va sotto nel parziale il Partinico Audace, niente da fare per Cascione, non è riuscito a salvarla nella linea Fili, e il gol di Serio. Verde, Scrozzo ad aprire da Longo, ora rientra sul mancino, ancora Longo, sempre il numero 7, fa una bellissima giocata, prima opportunità della partita del Partinico Audace, un'azione individuale di Daniel Longo che accende la partita dei neroverdi, prova il cross con il destro, c'è solo Giovenco, poi anticipato Marino da Amaya, Ciancimino, il lancio per Lucera, prova ad andare il 7, lo deve contenere Fili, ancora Lucera che rientra, c'è il movimento di Amaya e il tiro bloccato da Antonio Cascione. Azione quando c'era il tecnico Giuseppe Pagano e poi nell'altro caso quello di Castelbuono nella passata stagione ha vinto una Coppa Italia di promozione. C'era fallo no per il direttore di gare, allora Longo allarga il gioco da Panzeri, zona tiro per Panzeri, intervento da parte di Belmonte, il Piana, il direttore di gara lascia proseguire. Lucera, bellissima la palla che porta Duro davanti a Cascione, salvataggio provvidenziale del numero 1 nero-verde, si salva in qualche modo la squadra di Abbenante. Lucera, occhio a questa giocata d'esterno per Serio che lo manda in porta, ancora decisivo Cascione. Buona la pressione di Ciancimino, adesso ci sono le praterie per il Piana con Serio che scappa a Scrozzo, poi viene sbilanciato e viene dato calcio di rigore al Piana. Amaya contro Cascione, va col destro, raddoppia il risultato il San Giorgio Piana, spiazzato Cascione, segna Amaya, quarto gol con la maglia del San Giorgio Piana e quindi 2-0. E allora Belmonte va al rinvio lungo a cercare Duro, esce male Fili, avanza bene il Piana con Duro, zona cross, arriva l'intercetto di Amiri sull'uscita di Antonio Cascione. Fili, Maranzano pressato da Giovenco, Fili prova a palleggiare il Partinico Audace, Pulizio a dare una mano, si è aperto lo spazio per Maranzano, si può trasformare in un 2 contro 1, ancora Maranzano che poi al tiro, palla sul fondo, sviluppo della manovra del Piana che funziona con Duro che va da Amaya, buona la palla per Lucera, è tutto regolare per il direttore di gara, allora il Piana c'è l'opportunità per calare il tris, la conclusione che si spegne in rete, c'è da capire se a segnare è stato Lucera o se il gol è di Ciancimino, l'abbraccio comunque va all'ex Don Carlo di Misilmeri che con ogni probabilità ha firmato il suo quarto gol in campionato. Torna indietro Pulizzi in verticale da Cristiane Longo, in posizione di trequartista va a cercare Longo e poi col destro sempre Longo, pericolo per Belmonte, rinvio lungo mentre Duro avanza, zona tiro per lui, conclusione deviata, blocca Cascione, perde palla Anselmo, Duro, Lucera prova ad andare col destro, Cascione, poi Serio segna, ma fuori gioco, non era Serio, è Spina. Cristian Longo, bella giocata individuale la sua, poi contatto in area di rigore e quindi si andrà dal dischietto, bravo Butera, fischia, parte Butera con il destro, spiazzato Belmonte, fa 3-1, riapre parzialmente la sfida, sono ancora 2 i gol da rimontare per il Partinico Audace, ma gioia per Gabriele Butera che va
Ancora una volta in doppia cifra, una carriera da sogno in promozione per Gabriele Butera, che fa 10 in stagione. Il minuto 4 di recupero e arriva adesso il triplice fischio che mette fine al match tra San Giorgio Piana e Partinico Audace, risultato di 3-1, altra vittoria consecutiva per la squadra dei Chinnici, che vede il titolo sempre più vicino